Oggi si conclude l'intervento di restauro eseguito dall'Istituto Veneto per i Beni Culturali sul portale d'accesso di Palazzo Loredano. L'intervento, avviato a fine settembre, ha visto coinvolti sia le membrature lapidee riconducibili alle riqualificazioni della preesistente fabbrica gotica operata da Scarpagnino alla fine del Cinquecento, sia le due ante di fattura verosimilmente ottocentesca. Il bel portale d'accesso dalle forme nobili ma severe è, assieme alla polifora, l'asse di composizione architettonica del fronte maggiore del palazzo. Si compone nel suo risalto lapideo di snella eleganza classicheggiante di una trabeazione riconducibile all'ordine dorico, e nel fregio è ancora visibile l'iscrizione tedesca Regio Comando Militare di Città e Fortezza, risalente all'occupazione del primo governo austriaco. Le condizioni conservative del portale oggi risultano marcatamente dissimili tra la metà superiore e quella inferiore, nella quale i meccanismi di degrado già denunciati in precedenza erano tuttora in atto e l'entità del decadimento è stata sensibilmente aggravata. Dalla consultazione della documentazione d'archivio, sia in forma scritta che fotografica, risulta infatti che già alla metà del Novecento si iniziavano a palesare una serie di criticità che oggi interessano le parti inferiori di queste masse lapidee, segnalando anche già significative perdite di materiale modanato. Per queste parti, già negli anni '80, la sovrintendenza si pronunciava, l'abbiamo letto nei documenti, con la possibilità di eseguire delle tassellature, operazioni tuttavia poi non realizzate negli interventi successivi che hanno coinvolto la facciata. Le trabeazioni e le parti superiori delle paraste sono sostanzialmente in buone condizioni conservative, si rivela la presenza di depositi incorrenti di lieve entità, qualche mancanza, qualche lesione superficiale, mentre le parti inferiori delle paraste e dei rispettivi pedestali sono in gravissime condizioni conservative. In queste aree i fenomeni di scagliatura, disgregazione, erosione e polverizzazione hanno causato la progressiva perdita di modellato e la formazione di mancanze di porzioni lapidee con profondità in alcuni punti fino anche a 8 cm. L'entità di tale mancanza, si sa, aumenta l'esposizione stessa al degrado, ne costituisce un potenziale rischio per la durata fisica e in futuro può essere anche la causa del progressivo indebolimento, tettonico delle membrature coinvolte. I consolidamenti superficiali effettuati in passato non sembravano infatti aver arrestato la perdita progressiva di materiale e di conseguenza del relativo modellato. Le condizioni conservative invece dei profili interni del portale non sono migliori, soprattutto la parte terminale interna dei monoliti, su cui insistono i cardini delle ante del portone, presentavano significativi fenomeni di degrado materico e una ridotta efficienza strutturale, rischiando quindi anche di compromettere la tenuta dei cardini e quindi delle porte stesse. Le difformi condizioni conservative delle porzioni individuate hanno richiesto tipologia ed entità di intervento molto differenti. Le porzioni sommitali sono state interessate fondamentalmente da operazioni di manutenzione conservative eseguite dalla restauratrice dell'Istituto Veneto Vigile Ancillotto, quali pulitura a mezzo di soluzioni leggermente basiche, revisione delle stuccature e della fascia dipinta del fregio. Mentre contestualmente è stata eseguita anche la stuccatura delle lesioni e delle lacune presenti sulle porzioni di intonaco e eventualmente anche l'abbassamento dell'interferenza cromatica dei rappezzi di intonaco che erano stati eseguiti negli interventi precedenti. L'intervento invece sulla metà inferiore dei profili si è prefigurato già in fase di progetto molto più articolato e complesso. Viste le gravi condizioni conservative delle masse in queste aree, oggi è risultato opportuno intervenire sia con operazioni di tipo conservativo volte fondamentalmente a consolidare le porzioni di materia aggredita recuperabile, sia di tipo integrativo, ovvero atte a risarcire le perdite riproponendo le parti mancanti nei contenuti materici e figurativi.
Operazioni quindi che fin dagli assunti di progetto ha richiesto una particolare attenzione sia nell'individuazione nel maggior rispetto possibile della leggibilità stratigrafica, questo è stato un dato fondamentale anche a livello progettuale, delle linee, quindi l'individuazione delle linee che costituiscono i nuovi bordi imposti dalle stesse condizioni di degrado in essere, sia nel trattamento superficiale delle porzioni di integrazioni, al fine di ricucire opportunatamente il tessuto figurativo dei profili. Operativamente le intenzioni progettuali si sono concretizzate attraverso una restituzione grafica in scala 1:1 delle bodanature e delle porzioni da riprodurre, sia con un attento rilievo sia a mezzo di calchi in materiale plastico, riproducendo anche la lavazione superficiale, quindi un dato materico importante, e sia con un rilievo dettagliatissimo e la successiva verifica dello stesso a mezzo di mascherine di raffronto, quindi una fase di messa a regime delle integrazioni molto accurata. Gli elementi lapidei semilavorati di integrazioni sono stati realizzati in pietra d'Istria dell'Orsera, quindi di ottima qualità, dal laboratorio Morselletto di Vicenza, già con una lavorazione superficiale, vediamo qui alcune teste di prova, con caratteristiche morfologiche e cromatiche simili a quelle della superficie originale. Questa parte dell'intervento è stata realizzata dal restauratore maestro d'arte Giovanni Giannelli, con il quale io avevo già collaborato in altri cantieri e che oggi è un consulente tecnico dell'Istituto Veneto. La preparazione delle superfici di posa è stata ottenuta mediante la rimozione delle parti di materiale lapido che a causa del degrado avanzato non erano più recuperabili e consolidabili e la formazione quindi di un idoneo alloggio per l'elemento di integrazione. Le superfici poi delle interfacce sono state preparate con l'applicazione di resine e di componenti all'acqua e con la messa in opera di opportune ritenute metalliche e la riproposizione ovviamente anche dei fogli di piombo. Infine, ultimata la posa, gli elementi di integrazione sono stati accompagnati da una revisione cromatica finale mediante l'applicazione a velatura quasi per equilibrare le paraste al fine quindi di evitare quegli squilibri che si sarebbero formati tra le parti originali e l'integrazione eseguita.